dei vigili del fuoco ai taxisti in ble. Perché io pensavo che il Friuli Venezia Giulia, avendo un aeroporto, le persone che vengono prese e che devono essere spedite a casa loro potessero usufruire di questo aeroporto o quello di Venezia. No, devono andare per forza di cose a Roma. E quindi l'algerino che è stato trovato con il decreto di espulsione, ovviamente a cui non aveva ottemperato, è stato fermato e 2 poliziotti hanno dovuto prenderlo e portarlo a Roma Fiumicino. Mi chiedo, ma è normale questo? E lo chiedo al vice segretario nazionale dell'UGL Polizia. Che sia normale, questa è purtroppo una domanda che fuori sacco direi di no, perché bisogna partire da qua. Tante volte siamo partiti da Pordenone per andare a Roma. Si ricorda un episodio di quest'estate, direttore, fine estate, mi pare, insomma i tempi erano quelli, siamo dovuti andare fino in Sicilia, dalla Sicilia poi 2 giorni dopo questo soggetto ripartiva con un volo charter da Roma e quindi di nuovo a Roma per farlo partire da Roma per mandarlo nel suo paese d'origine. Quindi quando sarebbe bastato portarlo a Roma e da lì sarebbe partito poi per i 2 giorni dopo, però il problema è chi lo guarda 2 giorni dopo. Quindi le condizioni sono queste, partire da qua, ma non solo, pensi che è stato istituito un corso apposta, cioè non può neanche partire 2 persone normali da Pordenone, è stato fatto un corso a Roma proprio per imbarcare queste persone, i poliziotti sono stati addestrati per salire in aereo e accompagnarli lì, quindi con costi insomma che la collettività poi si deve assorbire, direttore, questo è, ma il problema è questo, noi continueremo a fare questi viaggi perché se questi soggetti che sono all'interno delle strutture organizzate, chiamali CIE, chiamali caserma Monti, chiamala come vuoi, si comportano male, escono dal sistema di organizzazione che è consueto a queste persone ormai, e poi magari ce li troviamo a dormire sotto il Bronx, perché guardi ci sono state anche delle proteste nei confronti dell'amministrazione, nella mia amministrazione. Il problema è questo: per noi, per le leggi italiane, una volta che noi le identifichiamo, sappiamo chi sono, non possiamo farli dormire in questura. Quindi cosa succede? Escono da questo programma e li troviamo a dormire nel Bronx. Questo è il risultato, quindi non è che la questura non sa chi sono quelli che dormono sotto il Bronx. Ma è questo, me l'ha detto purtroppo anche... Però c'è un'altra cosa, ma ne parlerà domani, io non voglio, domani sera, nella trasmissione Domenica non è sempre domenica, parleremo di una persona che ha venduto il proprio corpo. Ha stipulato un contratto, alla sua morte il suo corpo appartiene ad una struttura, punto. E ci spiegherà. Avremo anche immagini. Ha venduto questo suo corpo per 400, sì, non sto scherzando, tutto regolare, Stati Uniti d'America. Lui ha venduto il suo corpo, alla sua morte il corpo apparterrà a questa società americana per 400 anni. Per fare questo paga ogni anno $3.800 ogni anno, tanto per essere chiari. Ma avremo anche poi in un altro step abbiamo il prefetto di Pordenone, la dottoressa Laganà, che parlerà proprio di queste persone, perché uno deve capire, io capisco, no? Ho letto adesso che a Firenze c'è stato questo incendio, è morta una persona e oggi volevano sfondare i clandestini, entrare in prefettura perché vogliono le case. Ma io dico, ma ragazzi miei, quanti italiani vorrebbero le case gratis? Colpa dello Stato, a parte che non è il loro Stato, quindi casomai se la prendano con lo Stato che li ha cacciati se è per questo. Ma dico, ma stiamo scherzando? No, veramente qua stiamo superando ogni limite. Poi non capisco, se una persona ottiene lo status
di rifugiato politico, beh, cercherà lavoro, no? Andrà in qualche altro posto a cercare lavoro se qua non lo trova. Non pretende mica di avere lo status di rimanere lì a grattarsi le pere e di vedersi portare colazione, pranzo. Cioè, allora abbiamo sbagliato tutto, Abbiamo sbagliato tutto. Anche perché lui chiede di essere trattato come un cittadino italiano. Che poi mi viene anche qua da ridere, no? Quando dicono devi fare il giuramento per ottenere la cittadinanza italiana, ti presenti davanti al sindaco e non sai nemmeno pronunciare, no, una parola in italiano. Io la cittadinanza non te la do. In America ti fanno un esame per avere un esame, ma la Costituzione, se sai l'inglese, come in Inghilterra, no qui, no, ma lo dico, e ce la prendiamo con il sindaco di Bruniera, Moras, ma ha ragione Moras, non che viene obbligato perché no, ma uno per avere la cittadinanza non basta abbia fatto 100 anni, ma deve essersi integrato, conoscere la lingua, conoscere le leggi. Ma stiamo scherzando? Ma veramente state veramente sbarellando. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Alla prossima. Poi dicono che io sono un direttore pazzo. Non è che io sono pazzo, come dice il padrone, no? No, io non sono pazzo perché io sono corretto. I pazzi sono quelli che tengono tutto questo sotto silenzio, che fanno finta di nulla. Questi sono anche i miei colleghi che fanno finta di nulla. Io invece mi sono stancato di stare in silenzio davanti a tante ingiustizie. Avete capito? Preferisco insomma dire quello lì è sbarellato, sì, sono sbagliato ma nel giusto, ma del resto è sempre stato così, quando uno esce, no, dalla trasumanza, come tante pecore, diventa la pecora nera, e io sono uscito dalla trasumanza. Dicevo di via Rovereto.